Augurare vuol dire desiderare il bene. Partendo da questa considerazione, il Vescovo ha formulato gli auguri di Natale a tutta la diocesi nell'incontro consueto con gli operatori dei mezzi della comunicazione sociale. Monsignor Tanasini ha preso spunto proprio dagli eventi che hanno caratterizzato la cronaca locale negli ultimi mesi per sottolineare il bene che esiste e si è manifestato con evidenza tra persone, comunità, realtà locali. Il mio augurio va a tutti coloro che hanno patito le conseguenze della mareggiata, del fortunale, e che nel silenzio, mi par di dire, vedono delle difficoltà. L'augurio è di una ripresa sostenuta anche dalle solidarietà di tutti, dal sostegno di tutti e nello stesso tempo dalla buona volontà di tutti. Il Vescovo ha quindi invitato a guardare il presepe che ci parla e ci insegna ad amare, un amore che si concretizza in solidarietà, amicizia, aiuto reciproco. Quindi gli auguri personali a ciascun diocesano. È l'augurio di serenità per le famiglie, per tutte le famiglie, un saluto particolare agli anziani, ai giovani, agli sposi, soprattutto ai giovani sposi, perché vivano questo momento come rafforzamento della loro solidarietà familiare, della loro unità familiare. Ecco, questo è il mio augurio al Tigullio, un Tigullio che non deve arrendersi alle difficoltà di qualunque genere, ma affrontarle.